pari, 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 pari. Persegui sul filo dell'onda, radio nostra che accende la sonda, polpa dolce che sembra un bacio, nocciolo duro, diritto in faccia. C'è Davide che incastra le frasi, fa domande che pungono quasi. Roberto rilancia, sorride, scava sotto le frasi tranquille. E alla regia c'è Gianluigi che sorveglia i respiri e i litigi. Un pulsante silenzio sospeso, un sorriso ed è fuoco acceso. Persegui, metti a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, che ti prende per la giacca, ti fa ridere e poi spiazza qui su Radio Nostra. Eccoci. Eccoci qui per la prima volta Persegui in onda. Siamo qui con me, Gianluigi Bergamo, c'è Davide, ciao Davide. Ciao Gian. C'è Roberto. Ciao Gian. Bene, siamo alla di Persegui e oggi parliamo di quella creatura mitologica chiamata politica regionale, che a volte sembra lontanissima e invece decide un sacco di cose molto molto concrete della nostra vita quotidiana. Per farlo abbiamo con noi un ospite che vive ogni giorno dentro quel mondo di telefoni che squillano, riunioni infinite e prese elettriche, anche quelle che non funzionano mai. Nasce a Schio nel 1982, filosofo di formazione, laureato all'Università di Padova, oggi è insegnante di storia e filosofia al Liceo Martini della sua città. Nella vita ha fatto anche l'educatore sociale e per molti anni il calciatore semiprofessionista. In politica è fondatore della lista civica Tessiamo Schio e consigliere comunale, impegnato soprattutto sui temi della sanità pubblica e di diritti sociali. Nel 2020 si è candidato alle elezioni regionali con la lista Il Veneto che vogliamo, risultando il più votato della sua lista nella provincia di Vicenza, con oltre 5.800 preferenze. Questa sera è con noi a Persegui, dove le domande sono dolci come una pesca, ma con un nocciolo duro, molto duro, Carlo Cunegato. Buonasera Carlo. Buonasera a tutti e grazie mille per l'invito. E allora, bando alle ciance, iniziamo subito con una domanda che forse nessuno ti ha mai osato farti. Ciao Carlo, noi iniziamo sempre con una domanda un po' difficile. Sei pronto? Prontissimo. Bene, allora siediti. Cosa hai mangiato oggi? Cosa ho mangiato oggi? Oggi ho mangiato una noiosissima insalata perché c'era mia moglie a casa e quindi fagioli, pomodori, verdura e un po' di pesce, una cosa proprio da ospedale. Beh, una roba vicina un po', no? Mi sembra che tu ti sia candidato anche alle ultime elezioni con AWS, quindi una cosa vicina alla sostenibilità, no? Ai temi dell'economia circolare, di queste cose qua. E avevamo pensato di dividere le domande da farti oggi in 3 blocchi, no? Il primo blocco saranno domande legate al lavoro da consigliere, in cui magari sfaterai un po' dei miti o ci racconterai un po' com'è all'interno del Consiglio regionale e come sta andando questa tua nuova esperienza. Il secondo blocco è qualche domanda, insomma, per introdurci un po' a un tema molto importante, un tema che riguarda primariamente la regione, che è quello della sanità, che è un tema nel quale, appunto, dicevamo anche prima, ti stai occupando quotidianamente in regione. E l'ultimo blocco è quello per cercare di conoscerti un po' meglio, no? Di conoscere un po' il lato umano della politica, nel senso che ci conosciamo e l'immagine che dai anche come politico di essere vicino alle persone. Quindi vorremmo conoscere anche un po' meglio chi è il Carlo Cunegato dietro il politico, no? Il tuo lato umano, ecco. Mi fai paura, mi fai. No, non avere paura.
Ecco, iniziamo subito con il lavoro da consigliere. Ecco, qual è come consigliere la cosa che ti senti dire più spesso? Cosa mi sento dire più spesso? Boh. Mi fai un'interrogazione? Mi Mh. fai una mozione? Bene Ah, non dai, lo è un so. bel segnale, nel senso che vuol dire che c'hai un bel legame col territorio, che c'è parecchio engagement anche da parte delle persone, no, nell'arrivare a te e nel voler Eh. portare delle istanze in consiglio regionale. Ah, te parli anche l'inglese? Ora, Hai capito? eh, Hai Ma capito? Perseghi sì, è beh, in diciamo inglese, che Persighi, vabbè, sì, Perseghi è il classico inglese. termine anglofono. Sì, Esatto. sì, beh, forse sì, questa domanda vuol dire che sì, sto incontrando tantissime persone. Devo dire che questo è il bello di questa esperienza che è cominciata da poco e anche abbastanza faticoso perché mentre prima facevo il consigliere comunale e le istanze erano qua vicino, adesso cominciano a diventare da tutta la regione. Però è molto stimolante anche, quindi è bello incontrare tanta gente, ascoltarla e poi cercare di portare le istanze in consiglio regionale. Devo dire che se noi stiamo facendo questo lavoro, faticoso ma anche entusiasmante, non sta facendo lo stesso lavoro la giunta, perché di fatto noi facciamo un sacco di interrogazioni, ma loro insistono col non risponderci mai. Quindi Ecco, proprio l'abbia su questo volevo chiederti, ma com'è il rapporto lì, no, in generale all'interno del Consiglio regionale? Cioè si passa più tempo a discutere o a mediare, cercare di trovare una soluzione, dei compromessi? Cioè c'è un bel clima democratico oppure c'è lo scontro frontale? Beh, allora devo dire che, il compro non è ancora stato tempo di compromessi, vero, perché la discussione sul bilancio, dove proveremo a portare degli emendamenti a trattare, comincerà il 24 marzo, no. Fino adesso c'è stata questa fase un po' iniziale in cui, ho cercato di capire come funzionava. Inizialmente c'erano le vacanze, poi c'è stata questa cosa bizzarra perché avete visto che il presidente del consiglio regionale è diventato Luca Zaia, che prima era noto perché non andava mai in consiglio regionale, ha fatto il 93% delle assenze da presidente. E quindi è stato bizzarro perché nel primo capogruppo, Zaia ha detto, siccome da presidente del consiglio doveva venire, ha detto: "Beh, ma non faremo una volta alla settimana come nel precedente mandato del consiglio, facciamo una volta al mese", no, quindi dimostrando una sua predisposizione al lavoro d'aula. Ecco, il rapporto con gli altri finora, insomma, è anche di dialogo. Devo dire che rispetto all'esperienza del consiglio comunale, lì c'è molta più promiscuità, perché in consiglio comunale ci vai una volta al mese, mentre lì capita, di starci martedì, mercoledì e giovedì, ci mangi anche insieme, quindi si costruisce anche un legame umano, addirittura con quelli della destra, quindi Ho capito. E invece la tua giornata tipo da beh, consigliere regionale? beh, la mia giornata tipo è quando vado a Venezia, parto la mattina e, quando non c'è il consiglio cerco di andare in treno, anche se Arrivano in sono di sera. ritardo. Arrivano in ritardo, sì, no, non arrivano in orario come un tempo, da quando c'è Salvini. Ma è un'odissea perché io vengo da Schio e noi da Schio a Vicenza abbiamo ancora un treno a gasolio. Io dico sempre, nel 2026, mentre in Cina fanno i treni ai 250 km all'ora, nel centro del Veneto produttivo c'è un treno a gasolio. Poi devo cambiare, poi arrivo a Venezia, devo camminare. Cioè, sto in viaggio circa un 6 ore al giorno. E invece Però, quando sto qua nel territorio di solito incontro insomma molte persone per poi sì, portare queste istanze in consiglio regionale. bene. Ultima domanda, poi passo la parola a Roberto. La promessa più difficile che ti hanno chiesto di mantenere? Beh, ovviamente la promessa che in tanti mi hanno chiesto di mantenere, peraltro difficilissima, è quella di cercare di rimettere un po' in sesto questa sanità che è sempre più privatizzata. E io credo, ahimè, insomma, io ce la metto tutta, ma se non facciamo un nuovo patto sociale, credo, cioè se non ci sarà un aumento di spesa a livello governativo e se, come sembra, a Venezia non hanno intenzione di aumentare l'addizionale IRPEF, io non credo che per ora ci siano abbastanza risorse perché questa direzione venga invertita. Ok, tocca a me, vero, Vai Davide? Roberto. Grazie, troppo gentile. Senti, tu è il primo anno, è il primo mandato che fai, vero? Sì, sì,
I primi mesi, diciamo, sono una vergini. cosa sul tuo ruolo che nessuno ti aveva detto e che avresti voluto sapere, qual è? Una cosa che nessuno mi aveva mai detto. Fate domande difficilissime veramente. Sono Perseghi. Il pregio dell'oracolo di Delfi, una cosa che nessuno mi ha mai detto e che non mi aspettavo. Non lo so. Ci penso. La prossima puntata te lo dico. Va bene. Mentre ci pensi, ti faccio un'altra domanda. Se potessi introdurre un superpotere amministrativo, quale sarebbe? Superpotere amministrativo sarebbe quello di riportare ai cittadini quei diritti che qualche tempo fa avevano, che non hanno più. Io dico, ricordo solo sto dato perché lo conosco da poco, della relazione sociosanitaria. L'anno scorso i 20 hanno speso 4,11 miliardi di out of pocket, di tasca loro nella sanità. Quindi 10 miliardi del pubblico, 2 del privato convenzionato, 4,11. Ecco, se avessi potere cercherei di ridare a tutti quel diritto alla cura che oramai, insomma, a un pezzo sempre più grande di società veneta è precluso. Perfetto. E a questo punto 3 cose che la gente crede che tu faccia tutti i giorni e che in realtà non fai. Quali sono? 3 cose che la gente crede. Beh, tanti credono che io vada ancora a scuola, invece non ci vado più. E questo è anche abbastanza divertente perché dopo un mese che ero già stato eletto a Venezia, chiedo: ma posso continuare ad andare a scuola? Mi piacerebbe portare avanti una quinta. E loro mi dicono: no, ma stai continuando ad andare a scuola, è un reato. Quindi io, che non sono mai stato un amante del lavoro essendo di sinistra, ad un certo momento l'unico reato che ho compiuto è quello di continuare a lavorare. Beh, quindi questo alcuni credono che io lo faccia ancora. Poi E com'è, qualcosa Carlo, che ti manca insegnare un pochino? sì, mi manca. Nel senso che adesso non mi piango addosso, però cioè, nella scuola io ho un bel rapporto con i ragazzi, stavo molto bene con i ragazzi e c'era un'umanità viva. Quello che qualche volta non c'è in consiglio regionale, no? Nel senso che una cosa che mi ha stupito in negativo è che c'è un atteggiamento abbastanza agonistico, insomma, un po' una gara a chi emerge di più. E invece nella scuola, che è un luogo un po' protetto, c'è un'umanità che un po' mi manca. E mi manca anche fare lezione, perché mi piaceva molto fare lezione, anche se adesso per 5 lunedì sto facendo un corso in una università per adulti dove ci sono 250 persone e mi sto divertendo, no, dal titolo Anni 60 e 70, dall'immaginazione alla rivolta. Quindi insomma, mi sto recuperando un pezzo di quella passione che ho sempre avuto, cioè fare lezione. Le passioni non si mollano mai. E se avessi un jingle d'ingresso quando entri in consiglio regionale, quale sarebbe? Adesso scusa, non ho capito. Un jingle. Se avessi dimmi, Davide. Un jingle, una musichetta quando entri. Per fare incazzare L'ingresso, i, per fare per fare l'ingresso. incazzare i fascisti, no? Visto che mi Eccola là. diverto, avanti popolo, alla riscossa, la bandiera rossa. L'altro giorno Guarda che non faresti incazzare gliel'ho i fascisti. cantata a un certo Baldan, perché in consiglio regionale mi diverto proprio pubblicamente a chiamarli compagni e loro non la prendono sempre bene. Quindi mi piacerebbe entrare con questa colonna sonora, sì. Bellissimo reel, tra l'altro consiglio a tutti di andarlo a vedere sulla pagina Instagram di Carlo, c'è il reel a cui fa riferimento e merita, sono dei momenti alti anche per Baldan, insomma. Ma si arrabbiano quando li chiami compagni solo i fascisti oppure anche qualche liberale o liberista? Ma non ho ancora provato, ma ti ringrazio per il Provaci. consiglio. Lo farò al prossimo consiglio. Vai Davide. Vado. Carlo, passiamo alle cose formali, ecco, come diceva qualcuno.
La sanità, no? Il tuo tema forte, hai fatto una campagna elettorale già 5 anni fa, insomma, sulla sanità, sei stato riferimento per tanti movimenti, per tante persone sul territorio. Ecco, nel mio territorio, nel nostro territorio, Roberto di Caorleggian e di Cavallino, io abito a San Donà, c'è un'associazione, insomma, che si sta muovendo molto. Qui da noi ha aperto anche uno sportello per fare ricorso contro i tempi del CUP, quando non vengono rispettate le prescrizioni del medico di base, e è il Covesap. Tu li conosci? Che rapporto hai con loro? Collabori? Beh sì, li conosco benissimo, nel senso che ti racconto un po', anche come nasce il Covesap. Noi ci occupiamo di sanità da tantissimi anni, già nel 2015, quando in regione c'è la riforma delle US, no, ti ricorderai, a un certo punto le US passano da 21 a 9, e un po' noi e voi abbiamo una cosa in comune, cioè siamo l'unica provincia che è stata spezzata in 2. Voi forse per motivi anche, non so, geografici o turistici. Per noi non c'era nessun motivo se non che a Bassano, perché noi siamo stati fusi per incorporazione con Bassano, c'era tutta la Lega che contava e la destra che contava, la Donazzale, Lanzarin, Finco. E quindi da lì noi ci siamo mossi e abbiamo cominciato a mettersi in ascolto dei medici che ci raccontavano che questa fusione ci avrebbe portato male, ed aveva ragione. E quindi nasce un rapporto che poi ci ha portato ad avere un ruolo quasi di inchiesta politica, perché siccome esiste la legge Brunetta, che è una legge liberticida del 2009 che impedisce ai medici di parlare, quando le cose andavano male le raccontavano a noi o a me, io le raccontavo sulla stampa. Lì è nato un movimento, perché poi le persone un po' alla volta hanno cominciato a sentire sulla loro pelle, no, il peso delle liste d'attesa che aumentavano, di dover pagare per una visita. Oggi pensa, dice la Gabanelli, che in Italia una visita ambulatoriale su 2 è a pagamento e un esame diagnostico su 3. E quindi poi nel 2019 abbiamo portato in piazza 4.000 persone nell'Alto Vicentino, e lì è nato un comitato. Nel 2021 abbiamo portato in piazza 10.000, e poi ecco, un po' forse per contagio virtuoso hanno cominciato a nascere dei comitati in tutta la regione, che poi si sono uniti ancora anni fa nel Covesap, cioè il Covesap unisce 19 comitati nel Veneto, e come dicevi ha cominciato a fare anche questo lavoro degli sportelli, vero? Siccome tanti non riescono ad avere una visita, loro fanno una specie di ricorso che è interessante dal mio punto di vista, soprattutto perché politicamente ti riconsegna un po' la realtà, perché non so se hai visto, Zaia per anni continuava a dire abbiamo abbattuto le liste d'attesa, non esistono più le liste d'attesa, eppure le persone che si presentano in sportelli attendono da 400, 500, 600 giorni, perché di fatto il monitoraggio delle liste d'attesa si basa solo sulle cosiddette prime visite. Cosa vuol dire? Tu hai un problema cardiologico, ci andrai 10 volte dal cardiologo, loro misurano solo la prima, si concentrano lì, e poi misurano 70 LEA su 6.000. Infatti ecco, adesso noi abbiamo depositato una mozione nella quale chiediamo proprio che tutte le visite vengano monitorate. Ok, chiaro. Quindi con le liste d'attesa non siamo messi bene, no? Con liste d'attesa siamo messi molto male, e infatti appunto negli sportelli ci sono persone che aspettano 400, 500, 600 giorni. Io la settimana scorsa sono stato chiamato da una persona che ha la prostata otturata e gli hanno proposto un'operazione fra 2 anni, cioè una cosa disumana. Un 72enne che ha chiesto di avere una visita cardiologica, gli hanno data fra 1 anno e 2 mesi, e un altro che aveva un problema oculistico. Io ti dico, evidentemente l'aumento delle liste d'attesa genera la privatizzazione, vero? Perché se mi operano fra 2 anni e ho i soldi vado nel privato. Però possiamo anche ribaltare il ragionamento e possiamo dire che vedendo quanto aumenta il privato, questa è la cartina di tornasole della crisi del pubblico. E ti dico che negli ultimi 10 anni, mentre in Italia gli ambulatori privati sono quasi raddoppiati, cioè passando da 5.000 a 8.005, in Veneto sono praticamente quadruplicati, passando da 250 a quasi 1.000. E questo sta generando 2 conseguenze davvero drammatiche. La privatizzazione significa
da una parte che ci impoveriamo, vero? Perché negli ultimi 10 anni il Veneto c'è stata una perdita del potere d'acquisto del 16,5%, ma poi tu paghi per qualcosa che prima era un diritto, cioè un Anche diritto se che c'è diventa... qualcuno che ci guadagna, no, dalla privatizzazione, ma non sono i cittadini, giusto? No, certo, si può anche pensare che la privatizzazione non sia un effetto collaterale, ma sia un obiettivo, no? Nel senso, se tu guardi, la sanità privata è un business ad altissimo valore aggiunto, non delocalizzabile. No? Se io vado a fare una visita dei NEI e spendo 110 euro per 20 minuti, penso un po' alla fine quanto fatturano. Ti dico solo che gli Agnelli che investono sempre meno nelle automotive, la Fiat ha perso 7.000 operai negli ultimi 3 anni in Italia, investono sempre di più nella sanità privata, ma se ti ricordi De Benedetti che aveva Repubblica, oggi ha 13.000 posti in case di riposo, che sono più di un terzo di quelli che ci sono in tutto il Veneto. Quindi io credo davvero che negli ultimi 15 anni l'austerità in Europa, che ci ha costretto a diminuire la spesa pubblica, abbia avuto tra le altre cose anche questo obiettivo, quindi favorire i grandi detentori di capitale che così hanno, come dire, uno spazio aperto per fare investimenti a grande remunerazione e i cittadini pagano finché ci riescono, no? Perché poi l'altra conseguenza, da una parte ci impoveriamo. Pensati che in Veneto, prima ti dicevo quei dati, siamo arrivati a 4,11 miliardi, vuol dire 847 euro pro capite rispetto a una media italiana di 730, no? Ma 847 vuol dire che quello che ha 80 anni magari paga 3 o 4 mila, no? Se ce li ha. Dall'altra un pezzo sempre più grande, e questo è davvero drammatico, cioè un colpo al cuore alla Costituzione, di Veneti non si cura più. Cioè l'associazione italiana pensionati, cioè non Davide Simonella e Che Guevara, ci dicono che a Padova il 10% dei pensionati non si cura più. Ecco, credo che sia veramente drammatico. Ecco, io credo che sia importante, insomma, avere un riferimento politico in regione per chi non si cura più, e credo che tutto il lavoro che hai fatto e che stai facendo, che vedo anche che porti avanti, insomma, ne parlavamo prima sul territorio, la settimana scorsa sei stato a Dolo, stai facendo degli incontri anche lì a Schio, a Vicenza, insomma, vedo che ti stai muovendo molto su questa sanità. Credo sia importantissimo per i cittadini veneti sapere di avere un punto di riferimento su un tema così importante in regione. Ecco, io ti ringrazio e passo la parola a Roberto per l'ultimo blocco, quello sul Sì. lato un po' più umano. Lasciami farti solo una domanda, no? Mm-hmm. Cioè, l'ultima considerazione, perdonami. Cioè, pensa che se c'è qualcosa che il pubblico e la politica deve fare, no? Che cos'è? Il lavoro, la scuola pubblica e la sanità pubblica. E poi permettimi di ricordare ai veti che forse non lo sanno, quando parliamo di politica regionale, di questo parliamo, perché l'80% del bilancio regionale è sulla sanità. Quindi, insomma, occuparsi di regione e occuparsi di sanità sono un po' la stessa cosa. Allora, Grazie, Carlo. Noi di solito verso la fine del programma facciamo delle domande a risposta diretta, veloce, e poi lasceremo concludere a Gianluigi. Allora, cos'è secondo te la politica regionale dimentica troppo spesso quando si parla di persone e welfare sociale? Domanda veloce. Beh, quello che ho appena detto, c'è la crisi della sanità e la crisi delle case di riposo, la crisi del tema degli anziani. Ti rispondo con 2 numeri subito. Oggi sono 381.000 over 80, fra 20 anni saranno 681.000. Raddoppieranno i bisogni e a livello nazionale la spesa nella sanità invece è passata dal 7,3 al 6,3 e arriverà nel 2028 al 5,93. Quindi ovviamente se andiamo avanti così ci saranno sempre più persone senza di fatto dei diritti fondamentali. Esatto. Ok, il lato umano della politica qual è? È la cosa per cui faccio politica da sempre, anche se la prima volta che ho vinto, prima avevo sempre perso per 12 anni. Lato umano è costruire comunità, ma fare politica vuol dire anche divertirsi. Noi qua abbiamo un circo operaio dove tra pochi giorni vi invito, il 19 e il 22 facciamo un festival, ma fare un festival vuol dire costruire comunità intelligente, ma anche mangiare e ballare insieme. Insomma, la dimensione
comunitaria che si ricostruisce in un mondo di solitudine è la cosa che riscalda la vita, insomma, della politica, per me. E qual è la critica più dura che ti ha fatto crescere? La critica più dura che mi ha fatto crescere. Allora, pensando ai primi anni che ero troppo impulsivo, cioè nel senso che lo sono ancora, per carità, però appena volevo scrivere, entrare nel dibattito lo facevo subito, adesso ho imparato un po' prima a riflettere e ad aspettare un attimo, perché ho E fatto anche qualche cappella, insomma, inizialmente. hai gli stessi miei difetti. È quella che ti ha fatto ridere? E ridere fa bene, eh? Bah, non so se mi ha fatto ridere perché forse l'altra critica è che mi piace tanto la comunità e quindi sono anche sono un festaiolo, insomma, diciamo. Mi piace tanto far festa, insomma, con gli amici. Ok, io le domande, sei stato velocissimo, adesso lascerei lo Abbiamo... spazio a... Beh, io ti farei le ultime 3 domande veloci e poi andiamo verso la conclusione, direi. E qual è secondo te un motivo che potrebbe spingere un ragazzo ad avvicinarsi alla politica, no? Le associazioni, di solito i partiti hanno sempre difficoltà ad attrarre i ragazzi, cioè almeno una critica del nostro territorio che sento sempre è quella: non ci sono giovani che si mettono a disposizione o in gioco. Insomma, cos'è secondo te una cosa che potrebbe far avvicinare un ragazzo alla politica o comunque all'associazionismo, non per forza a un partito, ecco. Credo che non sia un problema vostro, è un problema di tutti. Io quando ho fatto la campagna elettorale c'era sempre questa domanda, perché ho fatto un sacco di serate, c'era sempre tanta gente, ma di giovani non ce n'erano. È davvero difficile. Noi riuscivamo ogni volta forse meglio degli altri, ad avvicinare dei giovani nelle campagne elettorali, però poi era difficile che rimanessero, no? Forse ci siamo riusciti e questa è un tentativo di risposta, proprio perché abbiamo anche questa dimensione comunitaria, se vogliamo ludica della politica, no? Del resto Kautsky diceva: non esiste politica del proletariato senza la birreria. Dall'altro lato però forse questa è un'epoca in cui non è più di moda l'impegno, no? Direi a tutti i livelli. Quindi riusciamo a intercettarli, ma poi non riusciamo a tenerli. Beh, ultime 2 domande collegate. Insomma, ti sei definito, no, in passato un po' civico per disperazione, era una frase che è uscita anche sui giornali. Adesso che sei passato ad AWS, quali sono le vibe? Allora, civico per disperazione, allora, cosa intendevo dire per per disperazione? Beh, il civismo è stato molto di moda, però ci sono sempre stati diversi tipi di civismo. Per dire, il sindaco per 10 anni di Schio era stato segretario provinciale della Lega e si definiva civismo. Era una specie di escamotage. In che senso? Nel senso, come dice Marco Aurelielli, del civismo come catch-all party, il partito piglia di tutto, non sono né di destra né di sinistra. Noi invece abbiamo sempre interpretato in maniera diversa il civismo, era un civismo politico, era un civismo a sinistra del PD. Per disperazione perché? Perché non c'era un soggetto politico di una certa consistenza. Adesso questo soggetto c'è e le vibes, come dici tu che sei poliglotta, sono positive perché insomma è bello stare in una comunità più ampia, anche quando facevo il consigliere soffrivo la dimensione solo locale, quindi è bello che ci sia la comunità a livello provinciale e regionale. Sono stato anche a Roma 2 giorni, ho conosciuto gente tutta Italia, ti dà un po' un senso più profondo della politica che per me appunto deve affrontare i temi locali, Ginnastica. ma che sa che le partite più importanti, lo dicevamo adesso, nel lavoro, scuola e sanità, si gioca a un altro livello. Quindi per me è importante insomma essere in un partito adesso. Ma perché mi hai dato la foto Bene, ultima domanda, qui la forse parola Spagna. la lascio a te, L'hanno nel data senso che anche, l'ultima domanda però può c'è essere anche o un come po' più fotoprofilo, soft o un po' come più è stato peperina, WhatsApp. diciamo. Cosa preferisci? Dai, E fai quello tu, sì, mi dai, infatti. fai tu. Quindi Faccio farai io? te, se fai No, te. facciamo una cosa soft, insomma, ti abbiamo torchiato già abbastanza, mi sembra. Chiudiamo in bellezza con una cosa abbastanza soft. Va bene. Ecco, ti chiederei per Vabbè, chiudere Le chiavi una ce cosa le ho. che vorresti dire al tuo Vado via. partito. Tu vai via dopo. sì, vado via.
Questa sarebbe soft? No, Sì, questa è quella Peperina. peperina era ma che non Esatto. dovresti dire, cioè c'aveva anche il sottotitolo. No, non ci vediamo. Ma dico che Bene. è importante continuare a crederle e senza tentennamenti perché ero il impegnato. fatto che Guarda. la radicalità e la coerenza paghi su tutte le questioni, sia sulla sanità ma anche ad esempio sul pacifismo, no? Non dobbiamo più fare degli errori Sì, su Amazon, no? come quello che ha fatto la Sagis quella volta, Così che aveva domani votato mattina me lo trovo. in controtendenza sulle armi. Però ecco, è stato bello vedere qualche volta anche a sinistra un momento di gioia, visto che sono rari. Quando ho visto che AVS era sopra la Lega, ho avuto, insomma, non si può dire perché qua siete dei signori, ma un'erezione, ho avuto un'erezione, no? E credo che, insomma, bisogna continuare ad essere coerenti e bisogna cominciare, credo, perché questo possiamo dirlo, no? Insomma, siamo ancora debolucci nelle iscrizioni, nei territori, a costruire anche una comunità del basso. Bene, grazie Carlo. Concludo io l'intervista e lascio a Gian. con l'ultima domanda. Non è finita. Non è finita, no, è l'ultima, ma è l'ultima che facciamo a tutti i nostri ospiti. C'è un gesto semplice, concreto, che ogni cittadino potrebbe iniziare a fare già da domani per migliorare il proprio territorio? Un suggerimento. Secondo me la cosa più importante sarebbe che facesse politica, cioè che ricominciasse a partecipare. Cioè, io credo che si stia assistendo a un'erosione dei processi democratici che è drammatica. Cioè, voi avete visto le ultime regionali, per fortuna in tanti hanno votato bene, però ha votato il 44%, no? Quindi questo è drammatico. Negli anni 70 votava il 90%, adesso il 44%, ma perché dico questo? Perché dico è importante fare politica? Pensate che il 15% era iscritto ai partiti e pescavi quindi dal 15% la classe dirigente. Adesso, quando le aule dei partiti sono stanze vuote, insomma, questo non favorisce certo una crescita del paese. Quindi davvero, perché la democrazia non sia un contenitore vuoto e purtroppo rischia così di trasformarsi in oligarchia, in potere di pochi, io credo che i cittadini debbano ricominciare a provare l'entusiasmo per la partecipazione politica, perché altrimenti io credo, insomma, che il futuro non sarà roseo. Bene, ringraziamo Carlo Cunegato per essere stato con noi a Perseghi. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Potete riascoltare tutto sul podcast del sito di Radio Nostra. Ciao a tutti, a mercoledì prossimo. Ciao e andiamo con Grazie la sigla. A tutti, grazie. Ciao. Ciao, grazie Carlo. Ciao, grazie mille a tutti. Perseghi sul filo dell'onda, Radio Nostra che accende la sonda, polpa dolce che sembra un bacio, nocciolo duro, diritto in faccia. C'è Davide che incastra le frasi, fa domande che pungono quasi, Roberto rilancia, sorride, scava sotto le frasi tranquille. E alla regia c'è Gianluigi che sorveglia i respiri e i litigi, un pulsante silenzio sospeso, un sorriso ed è fuoco acceso. Perseghi, metti a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Perseghi, che ti prende per la giacca, ti fa ridere e poi spiazza qui su Radio Nostra. Eccoci, entrano i grandi discorsi, tra promesse e numeri corsi, ma nel piatto restano i fatti e le frasi che scappano a tratti. Come mai che non molla la presa? Chi ci guadagna? Domanda sospesa. Ogni ospite sente il calore di una pesca matura al sapore. Perseghi, mette a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Perseghi,
Perseghi, se ti siedi alla sua tavola non c'è scusa che si salva qui su Radio Nostra. Eccoci. Tra una risata e un imbarazzo scivola via ogni velo di ghiaccio, e se una frase rimane strozzata, Perseghi torna, la serve tagliata. Perseghi mette a nudo la politica, dolce come la polpa, critica, duro come il suo nocciolo. Perseghi una fetta di verità che ti resta